opposti, perché per noi fine del mondo è un complimento, una bella parola. Come cucina la pasta mia madre, l'avete mangiata pure voi, per è buonissima, cioè, perché per gli occhi della tua ragazza sono la fine del mondo, quindi per noi fine del mondo da sempre è stato un complimento. Quando ci dissero arriverà la fine del mondo, noi braccia conserte, ora vediamo. E ho scritto una canzone che esalta le cose che per me sono la fine del mondo. E allora, grazie al maestro meraviglioso Scalici, Ondo, ondo è la fine del mondo. Allora Endio, Endio è la fine dello stipendio. Tutti assieme, allora, ondo, ondo è la fine del mondo, Endio, Endio, la fine dello stipendio. E su questo, non è mai finito. quindi, ondo, ondo è la fine del mondo. Allora Endio, Endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è col ferro una tazza di tè, dormire di notte abbracciati, svegliarsi e sentirsi amati. La fine del mondo è la mattina un buon caffè, le coccole del tuo cane, i broccoli in tegame. La fine del mondo è il sorriso che fai per me, una torta di cioccolata, una bella cagata. Allora Ondo è la fine del mondo. Endio, Endio è la fine dello stipendio. Allora Uca, Uca, la fine di Verruca. La fine del mondo è quel quadro di Monet, la neve la mattina, il buco della vicina. La fine del mondo è la canzone che dedica a te, un calcio con un pallone, una teglia di spiccione. La fine del mondo è il sorriso che fai per me, una bambina nata o prima la trombata. Allora Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, Endio è la fine dello stipendio. la fine del mondo sono i Calandra e Calandra. Un applauso! Grazie! Massimo Scalici straordinario! Assolutamente. Eclettico! Tutta la band. Adesso direi che è arrivato il momento, se possiamo.